A Calascibetta si affrontano Leonfortese e Niscemi in una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. La formazione di Mister Folisi, reduce dalla sconfitta sul campo della Nebros, cerca riscatto davanti al proprio pubblico per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia. Dall'altra parte il Niscemi, rinvigorito dal primo successo stagionale ottenuto ai danni della Messana, vuole dare continuità di risultati e scalare ulteriormente posizioni in classifica. Gli ennesi fin qui hanno raccolto 4 punti, appena uno in più rispetto agli ospiti odierni, a conferma di un equilibrio che promette una gara intensa e combattuta. Andiamo allora alla lettura delle formazioni, partendo dalla Leonxibet, padrone di casa, con Campodonico, Coco, Russo, Popolo, Martorana, Mendes, Minolfi, Bellomo, Perri, Diomandè e Diara. Risponde la formazione di Mister Comandatore con Di Franco, Pedrucci, Martinez, Rossi, Messina, Ferrera, Trovato, Ardes, Boyang, Diaw e Aramburu. Tutto pronto per il film del primo tempo, tenuta nera per quanto riguarda la Leonxibet, total yellow invece per quanto riguarda la formazione della Niscemi, che parte molto forte. Bastano 11 minuti di apertura da Diaw che calcia sul primo palo, para Campodonico. Minuto 17, calcio di punizione per il Niscemi, Trovato da posizione defilata trova la sponda di Ardes all'indietro per Boyang, che si coordina anche abbastanza bene. La conclusione però risulta sballata al 20esimo, ci prova anche la Leonxibet, riceve il numero 7 Bellomo, conclusione molto complicata, c'è anche una deviazione tra le braccia di Di Franco. 29esimo, si accende la stella di Diomandè, entra in area di rigore, il tentativo ancora una volta afferrato a Di Franco. Minuto 35, sprint a destra, Mendes che lascia poi il pallone a Diomandè, diagonale molto complicato, posizione defilata, pallone sul fondo. Al 36esimo attacca nuovamente il Niscemi, rimessa laterale, sfera che termina sul primo palo, dove arriva questa conclusione, questo destro masticato di Ardes tra le braccia di Campodonico. 44esimo, gran pressing di Boyang che riesce a liberare Aramburu davanti al portiere. Aramburu fallisce l'occasione più ghiotta per il Niscemi in questo primo tempo, e anche la prima parte di gara che va in archivio così a Calascibetta. Reti bianche 0-0, ai punti meglio il Niscemi, ma c'è e come la Leonxibet. Inizia col piede giusto il Niscemi nel secondo tempo, pallone dentro per la girata di Boyang che fa così 0-1, si sblocca il risultato, avanti il Niscemi di Mister Comandatore con la girata del proprio numero 10, aggredisce l'area di rigore, aggredisce il secondo tempo il Niscemi. Ancora Aramburu prova a frapporsi in questo possesso della Leonxibet, butta giù il difensore. Aramburu da posizione defilata cerca un pallonetto che avrebbe meritato sicuramente miglior fortuna. Minuto 56, spingono ancora gli ospiti, è un ottimo momento per la formazione di Comandatore, ancora dalla destra le combinazioni che liberano in area di rigore. Ardes che cerca al centro il compagno Aramburu, allontana la difesa, Trovato qui a dialogare con Diaw che si può involare sulla sinistra, sprint il numero 7, entra in area di rigore, cerca la sterzata, conclusione deviata in calcio d'angolo dal corner che segue. Siamo al 58esimo, la sfera gira per Aramburu che fa 0-2, ancora un gol del Niscemi, arriva la firma del numero 9 che riscatta l'errore a fine primo tempo. Si mette in discesa così la sfida per la compagine giallo-verde, che vede la seconda vittoria consecutiva in questo torneo dopo un inizio stentato. Ancora Aramburu al 60esimo che però non trova lo specchio col colpo di testa. 62esimo, in area Mendes fa la sponda giusta per Perri, il tiro però del numero 11 è debole e finisce tra le braccia del portiere. 68esimo, Diaw per Trovato, la scucchiaiata per Ardes di prima intenzione, il tuffo di Ardes non trova la porta di un soffio. Minuto 80, Ferrera di gran carriera riceve per vie centrali, avanza il numero 4, la mette a disposizione di Diaw, fulmineo questo destro improvviso, vale il tris, vale il gol che chiude le ostilità a Calascibetta, dove il Niscemi guadagna la seconda vittoria consecutiva nel girone B di eccellenza siciliana dopo la Messana, battuta la Leonxibet per 0-3. Amici sportivi, è tutto allora da Calascibetta, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.